sono venuta a casa a fare la bambinaia e sono andata da Pagnusin io, che mi ha messo Don Giovanni Favaretto. Nel frattempo che io ero da Pagnusin, mia mamma è andata da Piani. Allora, io lavoravo da Pagnusin e mia mamma da Piani. Sempre tramite questo Favaretto? Tramite Don Giovanni Favaretto, che ha voluto poi il mio primo stipendio, che erano 14.000 lire. 14.000 o 14 lire? 14.000. Pochi erano, perché erano di 40 giorni di lavoro. Pochi. 40 giorni di lavoro e li hai dati tutti al parroco ora? No, ma il primo stipendio, adesso mi faccio confusione, non mi ricordo se era quello di Appiani o quello di Pagnusin che gliel'ho dato al parroco, il primo stipendio, perché da Pagnusin mi sono stata solo 40 giorni, poi mi sono malata, mi hanno messo sui forni. Ecco, contavi questi forni. I forni erano delle stanze tipo i vagoni di treni, delle stanzone grandi, tutti di ferro, e dopo là si accatastavano i piatti cotti di terracotta, si mettevano dentro i piatti, allora noi li portavamo agli uomini li catastavano, poi chiudevano e li cuocevano. Quando loro facevano gli uomini, poi quando questi piatti erano cotti che aprivano i forni, magari li aprivano questa sera e domani mattina noi quando arrivavamo in fabbrica, ragazze, eravamo in 2, dovevamo andare a tirarli fuori, ma cioè erano bollenti, ti bruciavano le mani, scottavano, cioè faceva ancora tanto caldo, perché non so con quanti gradi avessero cotto. Ma non sui avevi piatti. i guanti? No, non ci davano i guanti, dovevamo arrangiarsi. Niente, non c'erano guanti, sì, avevamo dei ditagli di gomma, però no, niente, i ditagli di gomma erano da piano. Niente guanti, niente. A mani nude? A mani nude, loro li aprivano alla sera e dopo, ma sui primi erano anche freddi, loro era quando si arrivava sotto che faceva bel calore che ti veniva addosso, hai capito? E quanti alla volta ne portavi di piatti? Delle pile erano 10-12, erano messi a pile. Quelli che mi davano in mano anche, c'erano anche gli uomini che ce li davano a noi. Quelli che ci davano in mano li portavamo su delle tavole lunghe, perché dopo, oppure li portavamo dove c'erano i decoratori che li facevano i disegnetti, tutte quelle cose là. E però io mi sono malata là. Da Pagnusin? Da Pagnusin. Che era in via Noalese? Sì. Andavo per la parte dei mulini di Torresano, facevo la strada in bicicletta, attraversavo il ponte e andavamo sulla Nuolese. Non c'è la Muncia, cosa c'è lì? La Muncia, ecco, lì. E lì c'era una stradina che si sbucava là e ci si trovava quasi davanti. No, fin qua, proprio davanti a Pagnusin. Da Pagnusin c'era anche la, come si chiama, quello che veniva a fare i salami da tuo papà. Artuso. Sua figlia. Veniva lei e dopo c'era anche una Bertoncello. E ci trovavamo per la strada e andavamo, però quasi sempre andavamo anche da sola. E vi trovavate dove? Verso i mulini là. E ci trovavamo qualche volta no. E dopo. A che ora cominciavi? Alle 8 del mattino, sempre. 8 ore di più? 8 ore, sì, 8 ore. E a mangiare a mezzogiorno? Ci portavamo via sulla pentolina. Io mi facevo pastasciutto, minestra, quello che c'era, su un pentolino. Dopo c'era una cucina, ci mettevo i pentolini a scaldare. Anche da Piani era così. Insomma, 40 giorni e ti sei ammalata praticamente. Mi sono ammalata però perché sono anche caduta sul ponte. Dei mulini. Sono caduta perché non so come ho fatto a cadere, perché era stretta quella tavoletta là. Andando sono caduta e cadendo sono andata con la gamba dove c'era una tavola rotta, sono andata proprio dentro là, ho messo io giù la gamba ma ho trovato il buco. Mi sarei anche salvata se trovavo il giusto, invece ho trovato il buco e sono caduta e la bicicletta è andata sul sile e io sono arrivata agganciata lì dura con la gamba, proprio dove c'erano le ruote. Ed eri da sola? Eri da sola? Ero da sola, ma dopo non so chi sia arrivato, un mugnaio, là qualcuno mi ha aiutato, mi ha tirato fuori la bici, mi ha aiutato a tirarmi su e allora invece di andare a lavorare, era mattina e sono tornata a casa. E allora, siccome mia mamma aveva visto che non riuscivo più a mangiare niente, che ero sempre più pallida, anzi ero diventata gialla, e allora mi ha mandato dal dottore, il dottore ha detto che mi ha fatto un esame del sangue, non so, adesso non so dirti cosa, insomma ha detto che mi stavo cuocendo il sangue praticamente e di stare a casa. Che dottore era? Era Vero Medi. Ma era duro, insomma, tu lo ricordi come duro questo lavoro? Oh madonna, il caldo, il calore dentro, perché era anche d'estate, poi tra l'altro non era d'inverno.
capito? E in tutto quanto eravate? Tutti gli operai di Tanti, Pagnosino? tanti, erano? eravamo, non so dirti quanti. Io so che da parte dei piani so che eravamo in 400, però da Pagnosino non ho saputo quanti eravamo. Perché è stato un periodo che assumevano tante ragazze, però le sfruttavano, no? Perché poi che anche come una volta mi hanno chiuso anche me nei bagni, sebbene che avevo i 14 anni. Perché veniva delle commissioni a controllare e ci si nascondevano. E poi non so perché poi è saltato fuori. Eh sì, siamo stati chiusi, eravamo in diversi, chiusi in bar. Finché la commissione è passata e ha fatto, come si chiama, l'ispezione. L'ispezione, sono andati via, siamo tornati nel nostro posto di lavoro. Però tutti gli uomini, tutti bestemmie che dicevano che ti imbrogliavano, che ti sfruttavano, non so. Ma oltre che bestemmiare e incazzarsi, questi operai avevano anche un sindacato, c'era qualcosa? Ancora non c'erano i sindacati allora. Quando sono venuti i sindacati, so che hanno preso delle multe, compagnia bella, per quelli che già erano là. Perché poi la Sandrina, ecco adesso mi viene in mente, Sandrina Artuso e la Silvana Bertoncello sono rimaste là, anche se e loro ho avuto da trovarle e mi hanno detto insomma che c'erano i sindacati che facevano valere i loro diritti, mi raccontava queste cose qua, e io già non lavoravo più. E il dottore ha detto? Basta. Il sangue si cucina. Sì. Infatti io mi ricordo benissimo che ero gialla come il tulipano qua.